parlate in italiano. Tutti e due. Un po' di italiano se lo ricordano. No, no, dovete parlare in inglese, perché bravo. noi siamo un paese che dobbiamo sfatare il mito che parliamo solo italiano. Io parlo solo francese, però ai miei tempi era quella la lingua. Adesso nei vostri tempi la lingua è l'inglese e quindi dovete fare... Giusto, giusto, infatti il Ma pomeriggio. non ti sembra il nostro giocatore? Sembra Pellegrini? No, quello della Roma. Destro. No. Lui Florenzi è più grande, Florenzi è più Florenzi è alto come me. La faccia è quella di Florenzi. Se fosse così Florenzi sarebbe Fisicamente è più Presidente, questi ragazzi sono i ragazzi migliori del nostro istituto. Ragazzi molto impegnati, studiosi, molto seri. Istituto di che cosa? Noi siamo un istituto tecnico e liceo scientifico, scientifico tradizionale e scientifico delle scienze applicate. Loro, Veramente hanno le facce pulite, non è facile. devo dire la verità, sono ragazzi sono molto seri, ma poi si interessano a tutto. Questa è una grande, diciamo, è una cosa molto rara. Questo è vero, lo posso qualsiasi testimoniare io. No, ma le dico, hanno fatto Quelle delle cose- relazioni sulla Ah, io le devo settimana, leggere ma ancora, interessantissime. Chi ce l'ha? Io sono arrivata appena ieri, perché non sapevo Gli cosa hanno- fossero fatto. No, no, che li voglio vedere. Stasera ci sentiamo neanche la presina. Sì, fanno la partita stasera. Bene. Volevano preparare anche uno striscione per finire su striscia lo striscione. Non so bene se riusciranno. Ma sì, avrete tempo. Gli manca. Vabbè, insomma, a che ora partite col pulmino? A che ora? Buono. Avete il tempo per finirlo, mi raccomando. No, no, il pomeriggio sono impegnati loro. E poi sfatiamo, dico, c'è uno che è palermitano, sfatiamo solo che il sud è sempre solo camorra, mafia, cattive cose. Ma guardi le facce Facciamo, di infatti, questi ragazzi. facciamo finalmente diciamo, l'altra faccia della medaglia. Bene. In bocca al lupo ragazzi. Si presentano da sole queste facce, non c'è bisogno di niente. È un bel complimento, Vero, grazie. Auguri in bocca al lupo. Auguri a lei per il suo lavoro.